Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo appuntamento della Fondazione Nord-Est con il webinar Le risorse per la transizione, MES, Recovery Fund e non solo. In realtà questo è il quinto webinar di una serie di webinar che abbiamo intitolato La grande transizione, il futuro del Nord-Est nel 2030, che ci porterà alla stesura del nostro rapporto della Fondazione Nord-Est, in cui approfondiamo una serie di tematiche diverse ma con un filo conduttore comune. Abbiamo quindi trattato tematiche relative al futuro del lavoro, il rilancio dei settori che sono più colpiti dal Covid, il digitale e altre tematiche. Il nostro obiettivo in realtà non è tanto quello di parlare delle esigenze immediate che hanno le imprese e i territori nel post-Covid, quanto quello di cercare di fare una riflessione di prospettiva, partendo quindi dall'esigenza dell'emergenza Covid, ma cercando di riflettere su come creare un piano strategico per il Nord-Est. E ovviamente si discute molto delle risorse europee per quanto riguarda il rilancio post-Covid. In particolare ovviamente sentiamo quotidianamente parlare di MES e di Recovery Fund, ma accanto a queste risorse ci sono anche altri tipi di risorse, sia pubbliche che private, che sono disponibili come supporto per le imprese e per i territori. E il punto centrale in realtà è definire quali sono dei percorsi di sviluppo ben definiti che rendano queste risorse efficaci e utili per i territori. E per tutto questo servono ovviamente investimenti e risorse. Queste risorse però devono necessariamente essere ben incanalate perché siano effettivamente utili allo sviluppo dei territori, in particolare non solo nel breve periodo, ma anche nel medio e nel lungo periodo, che è la prospettiva in cui noi ci mettiamo. Oggi parliamo quindi proprio di queste risorse e lo faremo con 5 ospiti che ringrazio moltissimo per la loro partecipazione. E abbiamo con noi oggi il dottor Matteo Borsani, direttore generale della delegazione Confindustria presso l'Unione Europea, che ci farà un'introduzione appunto su MES e Recovery Fund. Abbiamo poi il dottor Italo Candoni, vice direttore di Confindustria Veneto, e il dottor Stefano Miotto, direttore generale di Confindustria Veneto SIAV. Ci parleranno in particolare della programmazione 21-27, che cosa funziona, che cosa non funziona di questo. Tratteremo poi un altro tipo di strumenti diversi da quelli pubblici, e questi strumenti si chiamano search funds e sono in realtà un nuovo strumento emergente nato negli Stati Uniti ma che si sta diffondendo anche in Europa. Parleremo di questo con il dottor Fabio Sattin, presidente esecutivo e socio fondatore di Private Equity Partners, e con il dottor Antonio Zotti, socio fondatore di Buttignon Zotti Milan Co. L'idea è quindi di iniziare con la descrizione delle risorse pubbliche, e quindi parleremo appunto di MES e di Recovery Fund, cercheremo di capire che cosa sono, come funzionano, qual è la dimensione di queste risorse, quali sono i tempi di erogazione. E a seguire sentiremo anche una visione rispetto a questi strumenti. In particolare cercheremo di capire, oltre a quello che ha funzionato e funziona, anche quello che forse ha funzionato e funziona meno, con l'obiettivo di cercare di capire come rendere questi strumenti più efficaci possibili. E come abbiamo detto, gli ultimi due interventi sono diversi e si focalizzano su un altro tipo di risorse che sono per le imprese e che vanno al di là del metodo tradizionale con cui le imprese si rivolgono al finanziamento bancario, che sono appunto i search funds. Sono quindi brevemente strumenti di tipo diverso, però entrambi concorrono a favorire quello che è lo sviluppo e la competitività dei territori. E quindi detto questo, ricordo a tutti le regole di ingaggio. Abbiamo 10 minuti circa, insomma, se possibile, a testa, e alla fine un breve giro riassuntivo.
Ovviamente si potrebbe parlare moltissimo di questi argomenti, ma ci siamo dati l'obiettivo di cercare di rimanere all'interno di un'ora. E quindi detto questo, lascio subito la parola al dottor Borsani per il suo intervento su MES Recovery Fund e lo ringrazio. Grazie mille, grazie a tutti. Ecco, adesso dovreste vedere il mio schermo e quindi lancio la breve presentazione. Sono 7 slide in 10 minuti, quindi diciamo che è abbastanza challenging, ma ce la farò. Non mi piacciono, spero. Ce la farò tutta, la metterò tutta per tenere i 10 minuti. Ora, io inizierei da questa considerazione appunto che mi serve anche per poi dare per scontato alcune cose e restare nel tempo messo a disposizione. E prego tra l'altro la moderatrice di farmi segnale nel caso in cui dovessi andare oltre. La maggior parte sentiamo parlare tutti i giorni di MES e di Recovery Fund, Next Generation EU. Non sono esattamente come dire, dei nomi che sono sovrapponibili, almeno non perfettamente, ma molto è dato diciamo per scontato, lo possiamo dare per assodato, perché almeno da quest'estate, dal Consiglio europeo del 21-22 luglio scorso, tutto sommato siamo diventati tutti abbastanza diciamo usi a leggere e a sentir discutere di questi. Ci sono però alcune cose importanti da dire, quindi vorrei ricordare alcuni dati per poi soffermarmi su un paio di considerazioni che sono forti vedendo le cose da Bruxelles. Noi appunto lavoriamo e siamo a Bruxelles, dove alcuni negoziati che sono dati troppo frettolosamente, secondo me, dai giornali come conclusi, in realtà non lo sono affatto. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un pacchetto complessivo che ammonta a 1.800 miliardi di euro, QFP, parliamo molto di acronimi, e Next Generation EU, quadro finanziario pluriennale. Voi sapete che l'Unione Europea ragiona di 7 anni in 7 anni e adesso devono per forza chiudere la nuova programmazione dal 2021, quindi dal 1° gennaio dell'anno prossimo al 2027, e Next Generation. Next Generation sono i famosi 750 miliardi, 390 di sovvenzioni e 360 di prestiti, e la dimensione complessiva invece del QFP dovrebbe essere di 1.000, quindi ci dà un ammontare totale, un envelope, come si dice, di circa 1.800 miliardi di euro. Il problema è che questo negoziato non lo decidono né i capi di Stato in realtà, né la Commissione e neanche ovviamente il Parlamento europeo, ma sono famosi triloghi, cioè tavoli dove si siedono in 3, Commissione, Consiglio. Il Consiglio è in questo momento in mano alla Germania e questo secondo me è una cosa positiva, perché più è forte il paese che detiene la presidenza, più ha questo paese un peso relativo per poter negoziare con tutti gli altri in quanto presidenza. Quindi la Germania fino a fine anno avrà lei la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo, che ha delle leve molto limitate, perché in realtà su Next Generation EU non ha una vera e propria voce in capitolo, ce l'ha sul quadro generale, sul QFP in generale e sui programmi attuativi dei singoli programmi. In questo momento, stamattina si è tenuto, per dire, l'8º incontro di trilogo. Abbiamo dei problemi perché le posizioni rimangono ancora abbastanza distanti. Perché rimangono distanti? Ecco, questo è un primo elemento che vi vorrei dare. Ci sono 3 elementi: lo Stato di diritto, le risorse proprie e la dotazione complessiva dei singoli programmi. Per quanto riguarda lo Stato di diritto, il Parlamento europeo vorrebbe una posizione forte, no? Con la creazione di un meccanismo permanente che permetta di monitorare il rispetto dei principi dell'Unione.
mentre il Consiglio è su posizioni più complicate perché del Consiglio fanno parte tra l'altro anche alcuni stati come la Polonia e l'Ungheria che sono un po' sul tavolo degli imputati, quindi e in generale gli stati membri non vedono proprio di buon segno il fatto che la Commissione possa mettere le mani nei diritti nazionali, nelle situazioni nazionali. Quindi questa è una prima pietra d'inciampo, ma per dire dietro le scene ci sono anche delle cose di cui si parla meno, ad esempio le elezioni in Olanda l'anno prossimo e prossimamente anche in Finlandia. In Olanda il Rutte, che è il premier che tutti ne abbiamo conosciuto quest'estate per diciamo le distanze con il governo italiano soprattutto, erano un po' i due governi che erano più distanti nel negoziato che poi ha portato alla Next Generation EU. Ecco, lui l'anno prossimo, al marzo, avrà le elezioni generali ed è in particolare, diciamo, tallonato dall'ala più euroscettica del Paese e del Parlamento, quindi in questo momento non può esporsi, può scoprirsi sul lato europeista pena appunto pagare elettoralmente con i termini di voti. Queste dinamiche che valgono per l'Italia non valgono solo per l'Italia, valgono per tutti, solo che non siamo abituati a tenerne conto. Il secondo problema è le risorse proprie. Sulle risorse proprie, le vedete un po' qui con anche la previsione almeno degli anni in cui la Commissione dovrebbe fare approvazione, ma approvazione della proposta da parte della Commissione. Sulle risorse proprie hanno una parola anche i parlamenti nazionali, devono essere approvate all'unanimità. Quindi un'aggiunta di una plastic tax europea, una riforma dell'ETS, una carbon border tax, una digital tax oppure la famosa la tassa sulle transazioni finanziarie sono punti interrogativi, perché non è detto che gli stati riescano a trovare un accordo che permetta poi di avere quel quantum che è stato preventivato e messo, diciamo, scritto nero su bianco sul Next Generation EU. Terza pietra di inciampo, la dotazione complessiva dei programmi, li vedete qua, li vedete qua e effettivamente il Parlamento europeo vorrebbe recuperare con il quadro finanziario pluriennale alcuni soldi, ad esempio i 5 miliardi di InvestEU, che è l'erede del famoso piano Juncker sostanzialmente per gli investimenti nelle infrastrutture, che sono stati depauperati da Next Generation EU per trovare l'accordo. Ora vorrebbero recuperarlo, diciamo, recuperare con la mano destra quello che la sinistra in qualche modo ha tolto. Il Consiglio non è d'accordo. Stamattina mi riferivano che il Parlamento è fermo sui 40 miliardi in più per il quadro finanziario pluriennale. Voi direte non sono tanti su 1070, no, non sono tanti, però il Consiglio non vuole darli, il Parlamento li vuole, il Consiglio pensa a 5, massimo 10 miliardi. Voi capite che la posizione non è ancora, diciamo, da venire. E questo cosa vuol dire prima di passare al MES brevemente? Questo vuol dire che facendo due conti tra i programmi che devono essere approvati, le risorse che devono essere prima di tutto ancora diciamo accordate, trovare un accordo sulle risorse e poi la messa in opera, i 3 mesi che Consiglio e Commissione si dovranno prendere sui famosi piani nazionali di riforma. La successiva, il tempo tecnico anche per la Commissione per andare sul mercato e indebitarsi, questo famosi, come dire, il debito comune europeo che comunque è stato sdoganato almeno come idea, facendo due conti il risultato è che è altamente improbabile che prima di aprile, maggio, giugno dell'anno prossimo, secondo alcuni, io stamattina parlavo con un funzionario del segretariato generale della Commissione che fa parte della task force che è proprio stata creata per monitorare e coordinare tutto l'esercizio e secondo lui prima dell'inizio del secondo semestre dell'anno prossimo non potranno essere accordati i soldi di Next Generation EU. Questo quindi ci porta a un orizzonte temporale che non è esattamente quello che riportano i media italiani, anche se devo dire rispetto a quest'estate, credo che ci siamo accorti tutti che mentre quest'estate sembrava che i soldi fossero lì da venire, invece non è esattamente così. Secondo elemento importante, questi soldi non saranno dati
come dire, dalla Commissione senza delle condizioni, ma ci saranno delle milestone and dei targets, no? Quindi saranno dati step by step, un po' alla volta. La prima tranche, l'unica che dovrebbe essere data all'inizio, senza la verifica di quanto del lavoro fatto, dovrebbe essere del 10%, e vediamo appunto quando potrà arrivare, ma dopodiché bisognerà rispettare un programma definito e chiaro, sia di riforme che di investimenti. Se mancherà una delle due gambe, la Commissione non procederà a dare il resto dei soldi, che comunque saranno dati sempre per tranche. Quindi questo è un altro, come dire, è un grimaldello, un caveat che mi sento di fare, e che il governo, devo dire, ha ben presente e deve avere ben presente nella bozza di programma che deve presentare, che ha dichiarato di presentare fra 2 giorni. Passando al MES, visto che ho ancora un minuto di tempo, tutti sappiamo il MES e qual è il problema. Certo, c'è un valore intrinseco del MES rispetto a quello che ho detto prima. I soldi del MES potrebbero essere facilmente disponibili quasi subito. I tempi tecnici di riceverli, per l'Italia si tratterebbe di 36-37 miliardi, non poco, quindi dipende ovviamente dai punti di vista, e ci permetterebbe di fare il famoso bridge, il famoso ponte, fino ad arrivare poi al Next Generation EU. Il vantaggio principale per l'Italia sarebbe il basso costo di prestito. Lo svantaggio è che ovviamente deve chiederlo il governo, e politicamente sappiamo tutti che non è così facile, e il governo non la pensa, le due forze principali del governo non la pensano nello stesso modo. Esiste anche un altro caveat che mi sento di così fare balenare in conclusione. Al momento nessuno Stato membro ha chiesto di attingere al MES. Cosa vuol dire? Vuol dire che, a fronte di un risparmio per tassi di interesse più bassi, grazie appunto al paravento europeo al quale l'Italia potrebbe attingere, l'essere l'unico paese europeo che chiede l'attivazione del MES potrebbe metterci sotto i riflettori di investitori internazionali, e quindi causare nel medio periodo un innalzamento dello spread, e, secondo appunto chi non è d'accordo con l'attivazione del MES, annullare il vantaggio che sarebbe poi invece appunto che deriverebbe in termini di interesse. Quindi ci sono dei pro, ma ci sono anche dei contro. Lo scenario europeo è più complesso, credo, spero di averlo appunto fatto capire, di quello che sembra, e anche di meno immediato utilizzo, anche se i negoziati ovviamente vanno avanti, e nonostante le difficoltà e i tempi, l'idea e l'impegno politico del Consiglio europeo, e come anche del Parlamento, che è sempre stato il più favorevole a queste cose, quindi che si crede non avrà il coraggio di staccare la spina, diciamo, in ultimo, ci fanno bene sperare nel fatto che comunque questo pacchetto, magari con qualche piccolo aggiustamento interno, sarà finalmente reso disponibile. Io ho finito, così ho risparmiato i tempi, e sono ovviamente a disposizione per eventuali domande. Ottimo, allora grazie mille per la presentazione concisa ma informativa. È stato anche forse interessante sottolineare appunto la trilogia tra Commissione, Consiglio e Parlamento, che è una cosa che rende l'idea, insomma, della complessità, che forse è una cosa di cui si sente meno parlare rispetto ai numeri. Allora grazie ancora. Passerei a questo punto subito la parola al dottor Candoni per un focus sulla programmazione 21-27. Certo, buonasera a tutti, vedo anch'io se riesco a... ecco, vedete la slide? Perfetto, sì. Perfetto, Ottimo. allora è doveroso premettere un po', lo ha detto anche il dottor Borsani poco fa, che ci muoviamo in un perimetro non ancora certificato, nel senso che non risulta confermato il quadro finanziario pluriennale e nemmeno approvati per quanto concerne i fondi SIE, quindi quelli delle strutturalità di cui io vi parlerò tra poco, non risultano nemmeno approvati definitivamente i regolamenti. Quindi per l'appunto ci muoviamo un po'
in un perimetro non ancora certo, molto comunque è già in chiaro. E partiamo dalle risorse. Come vedete lì il FESR ha 200,6 miliardi, l'FSE Plus ne ha 88,6, sono quelli che più interessano direttamente il mondo delle imprese. Il totale fa 30,6 e se vedete e conferma il dato che ci ha esposto poco fa Matteo, l'Italia dovrebbe beneficiare addirittura di maggiori risorse rispetto alla programmazione precedente. Solo per darvi un'idea più sul territorio, nel 2014-2020 il Veneto ha avuto più o meno 624 milioni di euro sul FESR, 740 sul FSE, e se aggiungiamo a questi il FEASR o PSR, come si voglia dire, cioè il piano di sviluppo rurale, in Veneto abbiamo 2014-2020 sfiorato i 3 miliardi di euro. Quindi se è corretto l'impostazione e il quadro che stiamo definendo, noi dovremmo avere per il prossimo settennato altrettanto o addirittura qualche cosina in più, appunto pare il 6%. Considerate che sono denari che vanno su bando concessi a fondo perduto con una percentuale media che va dal 35 al 50%, il che significa che nel caso Veneto sfioriamo i 6 miliardi di investimenti attuabili anche grazie a queste risorse, quindi non parliamo di pochi denari. Naturalmente la coesione continuerà a beneficiare della ripartizione in 3 categorie delle regioni, quindi meno sviluppate in transizione, più sviluppate. Il Veneto appartiene a questa terza, e cioè regioni più sviluppate. Ecco, gli obiettivi strategici saranno 5, un'Europa più intelligente. Adesso scorrerò rapidamente poi una prima declinazione di che cosa questo significhi in termini quindi di misure, un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, un'Europa più connessa, un'Europa più sociale e un'Europa più vicina ai cittadini. Almeno il 45% delle risorse vanno destinate a un'Europa più intelligente, che riguarda, come vedremo subito, sia la parte PMI sia la parte di innovazione e ricerca. Almeno il 30% delle risorse andranno invece nel quadro di un'Europa più green. Ecco, allora, velocemente. Gli obiettivi dell'1 saranno soprattutto, lo dico a favore delle imprese, l'1, il 3 e il 4, quindi rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione introducendo tecnologie avanzate, rafforzare la crescita e la competitività delle PMI e sviluppare competenze per la transizione industriale e l'imprenditorialità. Qui in Veneto si cercherà di continuare con pochi upgrade e poche misure che sono state molto apprezzate dalle imprese nella programmazione precedente, al netto degli spunti anche di critica che poi sentiremo da Stefano Miotto, e quindi si ricontinuerà probabilmente, anzi sicuramente, sul versante delle reti innovative di impresa, le RIR, dell'acquisto di macchinari tecnologici, le start-up innovative, delle misure a favore della internazionalizzazione. Certo, sarà molto molto importante come poi nell'accordo di partenariato lo Stato in prima battuta e poi le regioni daranno declinazioni specifiche a queste macro voci che io vi sto leggendo. Sull'Europa più verde, qui l'obiettivo principale, come vedete, è quello di una promozione di una transizione verso un'energia politica. Come si declina questo in grandi temi? Soprattutto promuovere misure di efficienza energetica, promuovere le energie rinnovabili e il 6, promuovere la transizione verso un'economia circolare. Qui le sfide saranno soprattutto quelle di declinare sul fronte delle imprese, in particolare PMI, la 4 e la 5 e quindi quella relativa a promuovere un adattamento ai cambiamenti climatici e quella anche della gestione sostenibile dell'acqua.
Quelle che vi ho letto prima, in particolare la 1, la 2 e la 6, invece hanno un minimo o possono avere un minimo di continuità con la programmazione in corso. L'Europa più connessa, anche qui 2 obiettivi soprattutto per le imprese, l'1 e il 4, quindi rafforzare la connettività digitale e promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile. La sfida qui è arrivare a una declinazione progettuale che ricomprenda le PMI e non le escluda. Poi nelle slide finali cercherò di farvi vedere come questo sia un problema non da poco. Sul 4, cioè un'Europa più sociale, questo è l'obiettivo più vicino e interconnesso con il Fondo Sociale Europeo. I punti principali sono rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, poi ovviamente tutta la parte relativa all'istruzione, formazione e apprendimento permanente, e il 4 che riguarda l'assistenza sanitaria, che è stato di fatto introdotto soprattutto post emergenza sanitaria. Infine il quinto, forse tra tutti quello più sfidante in termini di declinazione, che è un'Europa più vicina ai cittadini. Un obiettivo non riguarda le imprese, ma riguarda soprattutto soggetti, enti locali e città. Il secondo invece, che è quello di promuovere lo sviluppo sociale, ambientale e il patrimonio culturale e la sicurezza, è invece declinabile anche per le PMI, soprattutto in termini di turismo, ma anche in termini di integrazione tra filiere produttive e tra settori. Immaginate solo turismo e food con siti UNESCO, con patrimonio architettonico e culturale di cui l'Italia e il Veneto beneficia molto. E quindi qui sarà, ripeto, un obiettivo molto importante in tema di sviluppo del territorio non tradizionale. Vado velocissimo sulle principali innovazioni. Abbiamo una semplificazione delle regole, una riduzione dei numeri di controllo, del numero dei controlli effettuati degli audit, ma abbiamo soprattutto, per noi è importante questo, un rafforzamento del ruolo del partenariato. Pensate che il partenariato ha diritto di voto in comitato di sorveglianza, ma soprattutto le associazioni portatrici di interessi collettivi possono risultare beneficiarie di bandi, che è una novità abbastanza assoluta. Importante anche l'ultimo dato che vedete lì, cioè la maggiore sinergia e integrazioni con altri strumenti del bilancio europeo. Risulta esteso anche il ricorso agli strumenti finanziari e importante appunto stabilire con le condizioni abilitanti, in particolare con la RIS3, quindi con la Smart Strategy, quali traiettorie di sviluppo vi siano per le misure che ci siamo detti e quindi di conseguenza per le imprese. Chiudo con alcune sfide. Prima di quelle che vedete ce ne sono due, secondo me molto molto importanti. La prima riguarda l'attuale predominio del pubblico su pubblico. Era il richiamo che vi facevo commentando l'obiettivo 3, cioè in molte di quelle misure e di quelle prime declinazioni in macro tema delle misure, in effetti sembrerebbe di prima lettura che le piccole e medie imprese fossero quasi escluse e invece fossero privilegiati enti locali, multi-utilities, insomma soggetti, enti pubblici economici. Starà quindi alle regioni e alle specificità delle singole regioni e anche al partenariato fare in modo che questa esclusione non vi sia. Così come alcuni argomenti tipo il clima debbono trovare una collocazione progettuale che riguardi anche le imprese. La seconda sfida è il superamento del limite attuale del de minimis a causa degli aiuti di Stato. In questo momento siamo ancora fermi a 200.000 euro per 3 anni e un possibile suo superamento al di là
di sfruttare in questo senso anche il post-emergenza sanitaria è nel dare l'opzione al beneficiario di decidere se utilizzare il de minimis percependo tutta la percentuale di contributo a fondo perduto prevista oppure andare esente da questa con una riduzione della percentuale di contributo. Lì vedete una maggiore visione strategica e di programmazione, una migliore capacità amministrativa. Sapete che molto spesso le piattaforme digitali previste dalle regioni non funzionano benissimo. Sapete bene come continuano ancora delle ripetizioni nelle richieste documentali alle imprese, anche di queste si potrebbe francamente fare a meno. E il dialogo, almeno in Veneto, a tratti è stato abbastanza claudicante anche con gli uffici regionali su alcune misure e Avepa, che è l'ente che poi le gestisce in concreto. Prima di chiudere però ne parlavamo nei giorni scorsi con alcuni dei relatori, alla base della sfida però o la sfida più grande riguarda l'imprenditoria ed è una sfida culturale e consiste nell'abbandonare un po' in vista dei 7 anni che ci attendono di programmazione, abbandonare un po' la logica che c'è il bando e dunque progetto per abbracciare quella della qualità del progetto, a prescindere dall'esistenza di un bando o meno. Quindi per dare valore aggiunto a queste nuove risorse che arriveranno e saranno disponibili a partire dalla fine del 2021, c'è la necessità certo di semplificazioni, di ciò che ci siamo detti, ma c'è anche la necessità, a mio avviso, che vi sia un cambiamento culturale e che le imprese ragionino più sui progetti e che vedano queste come misure che suppliscono e aiutano una spendita progettuale che comunque l'imprenditore farebbe. Ho finito. Ottimo, grazie mille al dottor Candoni per questa panoramica, sia per quanto riguarda insomma i fondi disponibili e gli obiettivi principali. Per un commento su questo passerei subito la parola al dottor Miotto, quindi cosa abbiamo fatto bene, cosa possiamo fare meglio con questo 6%, critiche come abbiamo anticipato, e a lei la parola. Grazie. Dovremmo darle la possibilità di condividere lo... No, a posto così. No, ma non si sente. Ah, non si sente. Ecco, provi... Ok, forse adesso se prova a parlare dovremo sentirla. No, ancora non la sentiamo. Ok, vediamo un attimo se sta provando a staccarsi e ricollegarsi. Aspettiamo magari ancora un attimo. Mi riuscite a sentire? Sì. No? Sì, sentiamo. Benissimo, grazie, scusate. Ho avuto un piccolo inconveniente tecnico, adesso attivo anche la condivisione della webcam. Ecco, ottimo, spero... Perfetto, mi scuso. Buonasera a tutti, anzitutto Italo mi ha già presentato come quello che deve fare la parte del cattivo. Io cerco di non essere così cattivo, ma diciamo la prima cosa che volevo dirvi è che l'esperienza che volevo trasferirvi in qualche modo e anche la visione che volevo darvi è quella di un gestore in qualche modo, sia di fondo sociale, sia di FERS, perché Confindustria Veneto SIAV nella sua storia ha gestito svariate programmazioni, molti progetti, ha partecipato a oltre 200 progetti europei, quindi diciamo è una visione da utente. Però prima di darvi la visione da utente con alcune diciamo consigli o precauzioni per l'uso per i prossimi fondi, volevo prima di tutto dare un attimo il quadro generale da cui partiamo, cioè se noi guardiamo in particolare al nostro paese e tra l'altro anche il rapporto della Fondazione Nord-Est, quello dell'anno scorso, l'ha molto ben evidenziato parlando del Pentagono dello sviluppo, emerge chiaramente come anche le regioni più trainanti del paese più sviluppate
abbiano sostanzialmente un livello di investimento assolutamente insufficiente a garantire, diciamo, quelle performance che fino adesso hanno garantito, un problema di bassa produttività che riguarda tutto il paese e che ha di fatto questa forbice anche nei confronti di altri paesi europei, per non parlare di quelli mondiali, è accresciuto nel corso del tempo. Abbiamo un piccolo problemino che si chiama presenza di anziani, o meglio, insomma, abbiamo un invecchiamento della popolazione che è assolutamente drammatico, e quindi questo vuol dire che la popolazione attiva che dovrà pagare le tasse che sono date da questa bassa produttività e da un debito pubblico molto elevato sarà sempre meno, e quindi questo è un altro piccolo problema. Quindi di fatto il tema della produttività e del guadagno in produttività dovrebbe essere assolutamente al centro di tutte le agende. E questa, quindi di fatto questa iniezione di nuove risorse, di molte risorse, anche se anche qui mi ha fatto molto piacere sentire l'introduzione del dottor Borsani, che diceva sì, ci sono, bisogna vedere, sono figlie comunque di una serie D, non ci saranno domani molta parte di queste, quindi bisogna anche su questo bisogna, diciamo, non andare per slogan, ma entrare molto nei temi. E dicevo appunto, se noi guardiamo alle risorse future, speriamo che vadano bene, speriamo che ce la caviamo, ma se guardiamo a quelle che sono state gestite anche fino adesso, quelle che stiamo gestendo nel periodo 21-27, vi do qualche piccola divisione per farvi capire quale possa essere l'impatto. Cioè la domanda, se questi sono i problemi, se noi dobbiamo di fatto aumentare la produttività di un paese, se dobbiamo aumentare il tasso di ricerca e innovazione sul PIL, se dobbiamo in qualche modo riuscire a scalare o andare vicino ai paesi che hanno maggiore produttività, com'è che dovremmo impiegare le risorse? Ma prima di tutto, quante ne abbiamo? Allora, guardate, vi dico una cosa semplicissima, in base anche ai dati che citava il dottor Candoni. Se noi prendiamo semplicemente le risorse di questa programmazione, quelle che abbiamo in atto, e parlava di Fondo Sociale Europeo, quindi risorse per la formazione, quindi risorse per gli investimenti delle imprese, lasciamo per un attimo stare le risorse destinate all'agricoltura, che valgono più o meno 1,3 miliardi, diviso 7 anni vuol dire meno di 200 milioni all'anno. 200 milioni all'anno che però poi devono essere destinati tra 1000 rivoli, 1000 diverse destinazioni. Si va dalla formazione iniziale all'eventuale apprendistato, alla formazione per inoccupati, agli investimenti in energia, agli investimenti in piccole infrastrutture, agli investimenti in ricerca e innovazione. Allora, questa, diciamo, polverizzazione di queste risorse porta poi che nei singoli capitoli, vi faccio un esempio di un tema che seguo molto da vicino, la ricerca e innovazione, più o meno qui in Veneto abbiamo a disposizione 20 milioni all'anno, e 20 milioni all'anno possono creare e generare delle ottime buone prassi, ma non cambiano quei punti di PIL o quei punti di ricerca e innovazione su PIL o quella produttività che noi dovremmo riuscire in qualche modo a sovvertire. Quindi un grande tema, secondo me, sarebbe quello di dire queste risorse, che sono appunto queste date dall'Unione Europea in gestione alla regione, com'è che possono fare realmente effetto leva? Beh, allora, secondo me una prima risposta sarebbe quella di provare a fare in modo che le risorse, ecco, la parola d'ordine dovrebbe essere minor parcellizzazione. Minor parcellizzazione vorrebbe dire mettere insieme queste risorse con altre risorse eventualmente disponibili. Faccio dei banali esempi: le risorse camerali sul territorio, le risorse dei vari bandi gestiti a livello nazionale. Queste cose qua sembrano però tutti dei blocchi che di fatto non comunicano tra loro e non sono finalizzati ad attuare quei grandi obiettivi che dovremmo porci vista la situazione da cui stiamo partendo. Quindi diciamo una grande azione di razionalizzazione, di concentrazione su dei grandi obiettivi, ma tanto sono quelli gli obiettivi che dobbiamo perseguire. Dobbiamo aumentare la dimensione di impresa, dobbiamo avere più aziende B2C, dobbiamo riuscire ad avere una migliore, diciamo, rapporto fra imprese, ricerca e innovazione, perché quello è fondamentale per poter riuscire a scalare e aumentare il nostro valore aggiunto. Quindi di fatto, insomma, il riuscire a fare in qualche modo massa critica sulle risorse sarebbe un grande obiettivo che dovremmo porci, soprattutto con questa nuova programmazione, soprattutto potendo avere più risorse. Vorrei anche spendere, sempre parlando del budget che abbiamo a disposizione, un'altra parola per le risorse che vengono gestite direttamente dall'Unione Europea, cioè le risorse tipo i programmi, segnatamente in particolare il programma Horizon, il programma che avremo sull'agenda digitale, che avrà dei bandi che vengono gestiti direttamente a Bruxelles, a cui tutti i paesi e tutte le aziende di tutti i paesi potranno concorrere. Bene,
Vi do questo dato, è un dato che non è aggiornatissimo, ma è un dato interessante. Il Veneto, che pure, voglio dire, ha un tasso di imprenditorialità, un imprenditore su 10 abitanti, è una delle, tra virgolette, regioni locomotiva d'Europa, oltre, era un'analisi che era stata fatta qualche anno fa dal Consiglio regionale, vedeva la nostra regione sotto al 30° posto per accesso a questa tipologia di fondi. Ecco, questo è frutto, diciamo, secondo me, anche di una parte di una dimensione di presa, l'ho già detto, piccola, di una scarsa, diciamo, interazione con l'università, ma anche di una scarsa, diciamo, chiamiamolo così, concertazione pubblico, privato e mondo della ricerca in generale. Cioè, per riuscire ad aggredire questa tipologia di risorse, quindi aumentare il budget che abbiamo a disposizione, ci vorrebbero probabilmente delle diversi approcci tra pubblico e privato, delle diverse modalità di accesso come Paese anche a queste tipologie di risorse. Noi siamo assolutamente non in buona posizione da questo punto di vista. Quindi il primo concetto è attenzione, perché alla fine noi dobbiamo raggiungere degli obiettivi che sono chiarissimi e è lì che dovrebbe essere fatta la misurazione e il monitoraggio, non il monitoraggio del singolo intervento dicendo perché guardate che qui in questa regione i fondi europei vengono spesi tutti, quindi l'efficienza nella spesa c'è tutta. Il problema è se questa efficienza è sufficiente a farci raggiungere, a farci, tra virgolette, svoltare o cambiare sostanzialmente i livelli. Quindi, primo tema, quali sono i problemi? Secondo tema, massa critica delle risorse e gestione, diciamo, più centralizzata con, diciamo, un accordo pubblico-privato delle risorse. Terzo tema, attenzione, e questo è un altro grande tema, ai meccanismi di funzionamento. Italo Candoni parlava che teme che ci siano dei meccanismi di semplificazione, però guardate che probabilmente noi siamo fatti anche un po' peggio rispetto ad altri paesi. Il funzionamento del fondo perduto è un funzionamento piuttosto claudicante, sia per i costi che chi gestisce il fondo perduto, quindi partendo da Bruxelles, discendendo a livello nazionale fino alle regioni e tutti i controlli. I costi, dicevo, che sono richiesti per poter gestire queste partite, sia per i tempi in cui le risorse poi arrivano realmente all'impresa, e poi a chiudere il discorso perché ci sono poi diciamo, dell'applicazione di regolamenti che o saremo noi più realisti del re, però scusate, se voi mi dite che un'azienda che riceve 1.000 euro di contributo per fare un corso di formazione sta violando la concorrenza e quindi deve finire sul registro degli aiuti di Stato, che è così complesso da tenere che alla fine la pubblica amministrazione dice guarda, cambiamo il bando perché gestirlo diciamo, gestendo il registro degli aiuti di Stato istituito a livello nazionale è praticamente impossibile. Capite che se poi i meccanismi di funzionamento fanno una grande differenza. Chiudo dicendo che proprio perché i meccanismi di funzionamento fanno una grande differenza, cito una cosa che invece è funzionata molto bene. Gli incentivi di Industria 4.0 nel primo anno di applicazione hanno portato a un più 15% circa di investimenti macchinari da parte delle aziende italiane. Questa roba qua, quindi l'incentivo automatico, l'incentivo immediato, la tra virgolette relativa semplicità all'accesso di questa cosa ha portato a un effetto benefico. Di fatto abbiamo avuto sono schizzati in alto sostanzialmente gli investimenti in macchinari e sicuramente da qui è arrivato anche un'iniezione di miglior produttività al nostro sistema. Ecco, dovremmo forse provare a pensare anche a maggiori meccanismi automatici perché effettivamente quelli attualmente utilizzati non sono tutti esattamente efficienti nel raggiungere questo scopo. Quindi, insomma, in altri termini, anche sulle regole e le modalità ci sarebbe da pensare bene per rivedere le regole del gioco. Ho concluso. Ottimo, grazie mille al dottor Miotto, mi sembra che sia stato chiarissimo, quindi se facciamo le opportune divisioni, quindi forse le risorse non sono poi così tante, quindi la cosa fondamentale è unire le forze, razionalizzare gli strumenti disponibili per cercare di aumentare la produttività del territorio nel suo complesso. E passerei quindi adesso la parola al dottor Satin che ci parlerà di un altro tipo di risorse, come dicevamo prima, i search fund. In una chiacchierata preparatoria mi parlava di questi strumenti come strumenti fantastici, quindi lascio a lui la parola per raccontarci che cosa sono, come funzionano e come possono aiutare le imprese. Quindi a lei la parola, dottor Satin, grazie. Non la sentiamo.
Ok, forse adesso sì? No. No, ancora no. Ancora no. Eccolo. Perfetto, Adesso benissimo. va? Benissimo. Benissimo. Allora, scusate, anche io ho avuto un attimo ok, tutto a posto, bene così. Sì, ok, perfetto. Allora, intanto buongiorno a tutti e cerco un po' di legarmi ai discorsi fatti prima perché tutti molto interessanti, no? Cioè, come io devo parlare di questo strumento, diciamo, innovativo per l'Italia, però devo necessariamente fare una premessa, no? La premessa è un po' la sintesi di quanto è stato detto fino adesso. Tutti questi strumenti di interventi pubblici in questo momento ci stanno, ma non sono quelli che risolvono il problema. Uno, perché l'intervento pubblico deve essere temporaneo, deve tappare dei buchi, ma non deve essere strutturato, cioè l'impresa deve andare avanti con le sue gambe, non aspettando, diciamo, l'intervento pubblico in continuazione. Nel lungo termine un mercato funziona se poi è il privato, è l'imprenditorialità che va avanti con le sue gambe. Questo è un primo tema. Secondo, questi strumenti in questa situazione di crisi sono giustificabili, stanno bene, però non è che cercano un po' di mantenere su le cose, ma tenerle su non ci basta, perché anche se noi mettessimo a posto tutto e tornassimo alla situazione di prima, con un PIL che non cresce da 20 anni, saremo punte da capo. Quindi dove voglio arrivare? Oggi c'è una grandissima occasione, un'occasione unica per cambiare le regole del gioco. Dobbiamo cambiare marcia e quindi usare questi soldi non per sopravvivere o per tirare avanti o replicare modelli del passato, ma per cambiare le regole del gioco e creare i presupposti affinché lo sviluppo non sia quello che c'è stato fino da 20 anni a questa parte. E quindi servono nuovi strumenti. Con tutto rispetto, bisogna passare agli strumenti concreti, alle cose da fare. È inutile stare lì a girare tanti discorsi filosofici bellissimi, però devi passare a strumenti specifici. In più noi abbiamo un grande vantaggio, l'Italia arriva sempre dopo, quindi diciamo strumenti che sono serviti per sviluppare l'imprenditorialità eccetera, ce ne sono tantissimi in tutto il mondo, possiamo capitalizzare sugli errori fatti dagli altri, sarebbe abbastanza sciocco inventare l'acqua calda e non utilizzare quello che è stato fatto. In questa linea si inserisce questo strumento che è uno strumento piccolino dei tantissimi strumenti che sono stati, diciamo, sperimentati in tutto il mondo per rivitalizzare l'imprenditorialità anche più importanti. Questo è uno nuovo, si chiama Search Fund, però era carino parlarne nel nostro contesto geografico per il Veneto perché lo riterrei abbastanza indicativo di cosa vuol dire strumenti nuovi e di cosa si può fare. Qui i search fund sono uno strumento che va a toccare proprio il punto centrale, l'imprenditorialità. Tutto parte dagli imprenditori, tutto parte da lì. Noi dobbiamo cambiare la struttura imprenditoriale e rinnovarla. Io vedo il ricambio generazionale, consentitemi, non come una grande minaccia, ma come una grande opportunità per cambiare in molti casi, e i search fund vanno esattamente a colmare questo gap. Cos'è un search fund? Un search fund l'hanno inventato gli americani nel 1984, è stato inventato a Stanford, in un'università, dove c'era questo corso di imprenditorialità, insegnavano come si faceva l'imprenditore e poi però gli studenti dicevano sì, ok, ma io però lo vorrei fare, ma non ho i soldi. Allora, nell'immaginario collettivo l'unico modo per un giovane che non è figlio di un imprenditore e non ha i soldi per partire è il classico start-up, ma non è così. Molti invece nuovi imprenditori diventano tali acquisendo delle piccole società. Quindi il search fund è sostanzialmente un meccanismo finanziario che consente a dei giovani di talento di acquistare delle società piccole, normalmente in ricambio generazionale, piccolo vuol dire da 3, 4, 5 milioni di euro di fatturato, anche più piccoli in alcuni casi, e di partire da queste con un meccanismo che adesso vedrò velocemente e da lì svilupparle e aggiornarle e fargli fare un salto in avanti. In America ha avuto un grosso successo, in America dove la dimensione media della società è molto più grande, parrebbe fatta apposta per l'Italia e per il Veneto questo strumento.
velocissimamente perché il tempo è corto, chi sono gli attori? Da un lato c'è un giovane che nel caso degli Stati Uniti è nel 90% un giovane che ha un MBA, quindi un giovane qualificato che normalmente ha 32-33 anni, che ha un ottimo mestiere, quindi non uno che non sa cosa fare, uno che ha notevoli qualifiche, che però dice io voglio fare l'imprenditore, decide di fare l'imprenditore. Da un'altra parte ci sono dei signori che sono normalmente delle persone ex imprenditori, ex dirigenti d'aziende, i cosiddetti individui ad alto reddito, che sposano questo progetto e aiutano questo ragazzo a realizzare questo suo sogno, e quindi danno quello che si dà, un capitale iniziale che varia normalmente da 3-400 mila euro circa, diviso in una decina di quote, che serve a questo ragazzo per cercare una piccola società. Piccola vuol dire piccola, in America da 2 a 6 milioni di dollari di fatturato, quindi una piccola società normalmente in fase di ricambio generazionale, dove c'è un imprenditore che dice ok, trova un po' il figlio che non ha avuto, un figlio diciamo di qualità, un po' fatto in provetta, con un MBA, che magari parla 3 lingue, che però ha voglia di fare l'imprenditore. A questo punto si chiude il cerchio, no? Se la chimica funziona bene, in particolare tra l'imprenditore e il searcher, così si chiama il ragazzo, si chiude l'operazione. Le persone che hanno originalmente dato questo capitale hanno il diritto di sottoscrivere, di dare i soldi per comprare poi la società identificata. Normalmente poi sono società che sono solamente piccole ma vanno bene, quindi che producono una cassa, che producono un cash flow, quindi si può anche usare un po' di indebitamento bancario, quindi qui ci starebbe molto, diciamo, anche delle linee fatte dalle banche a supporto di queste operazioni, come di fatto è negli Stati Uniti. Dopodiché il giovane imprenditore entra nella società e assieme all'imprenditore oramai anziano, che passa un po' il testimone, la gestisce per un certo numero di anni, 2, 3, 4 anni, fino a che poi attraverso un meccanismo di incentivazione abbastanza strutturato arriva fino a circa un 30% delle azioni attraverso tutto un meccanismo che adesso qui non posso entrare nel dettaglio perché sarebbe troppo lungo. Giunto col 30%, questo ragazzo, che poi a questo punto ha 35-36 anni, può decidere di fare un secondo passo e magari con l'aiuto della banca e con altri investitori comprarsi tutta la società e da lì partire. È uno strumento estremamente efficace. In America sono state fatte migliaia di operazioni. La cosa carina è che non ha bisogno di sovvenzioni, di niente, perché i ritorni per chi supporta questo tipo di operazioni sono stati molto alti, mediamente del 30% come ritorno medio annuale, perché si parla di società molto piccole, che quindi le paghi molto poco. In America le paghi meno della metà del prezzo medio, diciamo, delle società, diciamo, di dimensioni un po' più grandi, quindi le paghi poco, hai la possibilità di svilupparle perché normalmente il vecchio imprenditore non ha sviluppato un po' tutti i canali possibili. Dico che le due che sono state fatte, 2 ne sono state fatte in Italia e stanno andando benissimo. 2 ragazzi con 2 MBA molto qualificati hanno comprato 2 società, una di 4 milioni e mezzo di euro di fatturato e l'altra di 6 milioni, le hanno prese e stanno andando veramente molto bene, e l'imprenditore è più felice di loro perché almeno vede questa creatura che va avanti. Ecco, sembrerebbe fatta apposta per il nostro contesto economico. Io 20% insegno anche all'università, insegno in Bocconi Private Equity e Venture Capital, abbiamo inserito quest'anno in Bocconi, i miei studenti sono entusiasti, non faccio che ricevere, diciamo, mail come farlo, come non farlo. Noi stessi come Private Equity Partner lanceremo la prossima, diciamo, il prossimo mese un search fund. Ci abbiamo messo una settimana a finanziarlo, a trovare i 10 finanziatori per portare avanti questo ragazzo, diciamo, veramente eccellente in questa fase. È una cosa da sviluppare, non è lo strumento che cambia il profilo, è uno dei tanti strumenti, però è quella classica goccia che però va nella giusta direzione del cambiamento e, diciamo, che va a toccare quello che a mio modesto avviso è proprio il nocciolo della questione. Abbiamo bisogno di una nuova classe imprenditoriale adatta, diciamo, a quelle che sono le attuali sfide, che quindi che parli le lingue, che vada in giro, e questo può essere uno strumento concreto. Potrei mostrare adesso, non so se riesco a condividere lo schermo in qualche modo, ma non c'era niente di importante perché rimandavo ad un testo che
avevo scritto, cioè eccolo qua, che volesse vederlo, diciamo ecco qui, non c'è solo il search fund, ci sono tutti gli strumenti che possono essere utilizzati, il testo più diffuso è la 6ª edizione di Private Equity, viene usato in tutte le università, che può essere interessante per chi volesse approfondire questo tipo di strumenti. Mi fermo qui perché mi sono scaduti 10 minuti. Ottimo, quindi grazie mille per questa presentazione di questo nuovo strumento. Ci fa ovviamente molto piacere che ci sia spazio per giovani qualificati che hanno voglia di fare. E allora, il tempo purtroppo è poco, passerei subito la parola al dottor Zotti per un commento su questi strumenti perché si adattano bene al nostro territorio. Le chiederei, mi scusi, di essere più conciso possibile. Grazie. Buonasera a tutti, certo. Quindi ricollegandomi a quanto detto da Fabio Sattin, la cosa interessante del modello di investimento di Search Fund, che è appunto uno degli strumenti, è proprio quello di rendere molto chiara l'esigenza delle imprese, piccole e medie imprese italiane, quindi in ottica proprio di rinnovamento imprenditoriale. Ci tengo a forse non abbiamo tempo di proiettare il grafico che avevo messo in evidenza prima, ma è importante comunque fare sempre il punto sui numeri, tenendo presente che le piccole e medie imprese italiane costituiscono il 99,9% a livello di numerosità delle imprese e in Italia, molto più che all'estero, una quota importante di forza lavoro. Sono più del 50% della forza lavoro fa parte alle microimprese. Microimprese sono quelle con meno di 2 milioni di fatturato, poi ci sono le piccole che hanno meno di 5, poi quelle con meno di 50 che sono le medie. Quindi una grandissima parte della forza lavoro in Italia nelle microimprese. E se confrontiamo questi dati con quelli dei paesi più avanzati in Europa, quindi Francia e Germania, vediamo che purtroppo a livello di forza lavoro le microimprese sono molto meno sbilanciate in Francia e Germania, ma soprattutto anche la produttività del lavoro è più allineata verso quelle più grandi. Quindi di fatto in Italia siamo in una situazione in cui c'è uno sbilanciamento di forza lavoro nelle numerosissime numerosissime microimprese e anche poi un livello di produttività del lavoro molto inferiore. Quindi di fatto è molto importante capire un po' come il Search Fund, il modello di investimento del Search Fund, dia degli spunti interessanti per capire come incrociare le esigenze di queste piccole e medie imprese. Allora, innanzitutto il tema dell'illiquidità, ok? Quindi le piccole e medie imprese sono asset altamente illiquidi per gli investitori, sono molto spesso sotto la soglia, no? Minima che interessa ai fondi, diciamo, istituzionali tipici della private equity, e quindi è un'illiquidità congenita per la loro dimensione ridotta. E in questo, diciamo, il Search Fund crea un segmento di buy side, quindi un segmento di potenziali investitori con delle logiche diverse, più flessibili e con un focus proprio su queste dimensioni piccole. Questo ovviamente è in linea anche con gli obiettivi europei di creare un mercato unico dei capitali, quindi facilitando l'accesso al capitale delle piccole e medie imprese cross border, ma anche l'entrata nei mercati dell'Unione Europea. Poi c'è un altro punto importante che è l'esigenza di ricambio generazionale nel tipo di competenze, quindi pensate a tutti i modelli di business knowledge base, quindi basati su conoscenze molto specifiche, alla conoscenza delle lingue, all'information technology, e necessarie nella gestione delle imprese in un mondo e in un mercato in forte evoluzione, quindi la capacità di gestire l'impresa e di influire sul mercato ha assunto una complessità tale che impone di investire sulle persone e sui talenti quali risorse più preziose dell'azienda. E quindi in questo la difficoltà per le piccole e medie imprese di attrarre capitale umano qualificato con un certo tipo di conoscenze e esperienze è molto critica. In questo i Search Fund, nel loro modello, innestano un approccio più manageriale e un po' meno padronale, familiaristico, per cui diciamo riescono con la struttura, cioè con la proposta all'imprenditore, a rendere attrattivo un progetto imprenditoriale a risorse molto qualificate.
Poi ovviamente c'è un punto, come diceva Fabio Sattina, è un'opportunità più che un problema di gestire il passaggio generazionale. Quindi ci sono, mi sembra di ricordare che ci siano le aziende familiari con imprenditori con età superiore ai 60 anni sono il 49%, più del 49%. Mi sembra metà di questi ne hanno più di 70. Quindi ovviamente c'è un tema importante quando dobbiamo pensare alla coesistenza di più generazioni imposte, no, dalle riflessioni sui nuovi modelli di business. Anche in questo appunto i search fund hanno un grande impatto perché sulla demografia e sull'età, tra virgolette, delle piccole e medie imprese, portando a un ringiovanimento della compagine e del management. Quindi niente, c'è un'esigenza di riconfigurazione parziale della compagine azionaria ed è fondamentale che lo strumento abbia dei requisiti di flessibilità e di correttezza nella valorizzazione, nel valorizzare e nel premiare i rispettivi contributi nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo, e questo il Search Fund appunto incontra molto bene. Cioè bisogna, diciamo, il management che entra e quindi la sua spinta, il suo stimolo imprenditoriale al progetto di un'azienda già esistente deve essere premiato e deve avere una flessibilità per orientarsi agli obiettivi futuri. Quindi diciamo, lo spunto più importante che emerge dal Search Fund è che è uno strumento con una dotazione per il cambiamento. Okay? Quindi ogni strumento finanziario a parità di risorse e fondi destinati all'azienda porta con sé una dote di elementi e di requisiti che abilitano in modo diverso il cambiamento. I più immediati sono i costi associati al capitale, i diversi diritti o le priorità sui flussi di cassa che l'azienda genera, le garanzie, i profili di rischio diversi e via dicendo. I meno evidenti sono invece, ma molto importanti per l'impulso alla spinta imprenditoriale, sono la capacità di allineare gli interessi e gli obiettivi agli azionisti, no, tra gli azionisti terzi, la condivisione di un network per sviluppare business all'estero o nei mercati dove non si è presenti, l'apporto di esperienze, di modelli di business, la complementare di esperienze, anche i sistemi di autodisciplina nella gestione e la condivisione di decisioni strategiche. Quindi dietro ogni strumento c'è la capacità di innestare uno stimolo all'imprenditorialità, okay? E quindi la capacità poi di realizzare un progetto imprenditoriale insieme diverso. Quindi in questo è molto illuminante il Search Fund come facility di implementazione. Quindi per concludere, il messaggio finale è che appunto il Search Fund punta su quello che abbiamo già costruito, quindi su un'imprenditorialità brownfield, non greenfield, quindi un'imprenditorialità sulle aziende già esistenti, su quanto abbiamo, no, sulla fertilità del territorio italiano e del nord-est, a differenza appunto di modelli anglosassoni che hanno sviluppato molto il venture capital, ma che ovviamente non si adattano bene alla nostra realtà. Quindi la diffusione, la scalabilità di questo strumento ovviamente impatterà sicuramente sull'efficacia a livello macro di politica economica. Grazie mille al dottor Zotti. Abbiamo praticamente esaurito il nostro tempo a disposizione, magari un giro velocissimo, una battuta finale alla luce di quello che abbiamo sentito. Passerei la parola al dottor Borsani, proprio brevissimi. Ma io cioè, non ho particolari cose da aggiungere. Non so se non ci sono domande da parte dei partecipanti. No, mi sembra no, al momento di no. A parte domande tecniche, al momento non ci sono. Allora, regalo il mio tempo agli altri relatori. Grazie Guarda, mille. No, una cosa la dico anche come delegazione di Confindustria, diciamo, noi siamo a disposizione, io come dire, collaboro con le Confindustrie appunto del nord-est, sia a livello regionale che territoriale, ecco, noi siamo sempre presenti, stiamo appunto, vedo alcuni colleghi che possono confermare, e cerchiamo sempre di fare il nostro meglio anche per aiutarli a intercettare i finanziamenti diretti, non solo quindi la lobby, diciamo, globale, e siamo veramente a disposizione delle imprese per quanto possiamo per aiutarle.
Ottimo, grazie mille ancora. 2 battute se il dottor Candoni vuole dire qualcosa? No, anche per me passo. Benissimo, grazie. Dottor Miotto? Non sentiamo. Non si sente? Boh, non si sente? Ok, allora non importa, forse una battuta conclusiva per il dottor Satin e il dottor Zotti e poi chiudiamo. No, mi auguro che si possa passare alla pratica, diciamo, no? E all'azione da questi discorsi molto belli che abbiamo fatti, poi che però cioè, no? Che si possa passare magari sperimentando in Veneto questo modello e poi magari per declinarlo da altre parti. Perfetto, allora grazie mille ancora, mi pare che le priorità siano chiare, siano emerse, quindi ringrazio ancora i nostri ospiti e i nostri partecipanti e vi do appuntamento al nostro prossimo webinar della Fondazione Nord-Est. Grazie ancora a tutti e arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille, complimenti. A voi.